Ci è voluto qualche giorno, il tempo tecnico necessario a trasformare in atti pratici un provvedimento che nella sua ampiezza mai si era verificato in precedenza. Veneto e Friuli Venezia Giulia fra venerdì e sabato hanno consentito alle aziende colpite dall'emergenza coronavirus di poter presentare telematicamente le domande di cassa integrazione in deroga. Una scelta obbligata il doversi collegare ai servizi online di Click Lavoro Veneto e del sito della Regione Friuli Venezia Giulia per evitare code in uffici che sono comunque in buona parte deserti e con elaborazioni dei dati che avvengono da remoto. Un apposito decreto ha stabilito le linee guida per l'applicazione della cassa integrazione in deroga e dell'indennità a lavoratori autonomi del comune di Vo e Uganeo, con le indicazioni per la presentazione delle domande. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga, disciplinato dall'accordo quadro inserito nelle Cura Italia, prevede la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, inclusi quelli del settore agricolo con sede e unità produttive in Veneto e Friuli Venezia Giulia, di accedere anche con procedura semplificata alla cassa integrazione in deroga, con una tempistica che decorre dal 23 febbraio scorso. Grazie all'accordo raggiunto con le parti sociali per ricevere supporto nell'invio delle domande e per maggiori informazioni, le imprese interessate si possono rivolgere alle proprie associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e ai sindacati.